Buongiorno a tutti ed eccoci in un nuovo dei miei video. Qui siamo a Forte Tron, che si trova vicino a Oriago, provincia di Venezia. Questo forte è stato costruito nel 1887. Apparteneva alla categoria dei forti a pianta poligonale e dopo la prima e la seconda guerra mondiale è stato utilizzato come polveriera dall'esercito italiano. Adesso ovviamente versa in stato di totale abbandono da oltre 20 anni, come succede a tutti gli edifici e le basi che vado a visitare nelle mie gite culturali, chiamiamole così. È completamente circondato da questo corso d'acqua come un fossato. Ed eccoci qui all'ingresso principale. L'acqua salmastra è completamente immobile, quindi anche se c'è qualche pesce sicuramente non gode di ottima salute. Eccoci qui all'ingresso, bellissima la volta di mattoni. Ovviamente immondizie ovunque, anche qui purtroppo, e hanno anche dato fuoco a del cartone. Purtroppo l'incuria regna sovrana. È normale che lo Stato italiano non possa ristrutturare tutte queste strutture, però è anche vero che se non ci fossero i vandali e i teppisti che le rovinano, sarebbero molto più belle. Poi ci sono alcuni di questi forti che sono completamente ristrutturati e addirittura sono adibiti a ristoranti e bar, come Forte Marghera o Forte Gazzara, che è gestito da una comunità di anziani che lo noleggia per feste e grigliate. Proviamo ad entrare, vediamo un attimo cosa c'è qui. Proviamo ad entrare e vedere cosa c'è dentro con la nostra immancabile pila. Lo stato di conservazione effettivamente non è neanche brutto, anche se c'è da dire che, essendo un forte di 130 anni fa, anche il tipo di costruzione dell'epoca era molto più resistente degli edifici attuali, che basta una piccola scossa di terremoto che crollano tutti i nuovi edifici. Questo invece è conservato abbastanza bene. Peccato, perché comunque potrebbe essere valorizzato di più. Potrebbe essere valorizzato di più e meglio. Dopo torniamo indietro e veniamo per questa stradina. Ecco, io piuttosto di vedere un edificio abbandonato così, lo preferirei vedere come un resort, come un albergo magari, o un ristorante magari per matrimoni, con il fiume
con infiumiciattolo intorno, circondato, il fossato circondato magari da uccelli, cigni, pesci, un'acqua più pulita, potrebbe essere veramente un paradiso, invece di essere abbandonato a se stesso. Però d'altronde così è la vita. In Italia abbiamo troppe opere, tra opere d'arte e vecchie basi militari, e non ci sono abbastanza soldi per ristrutturarle tutte, o meglio i soldi ci sarebbero se non finissero nei mega stipendi dei politici. Ma questo è un altro discorso, purtroppo. Adesso proviamo ad arrivare a metà edificio, dove c'era quel piccolo tunnel che portava sul retro, e vediamo cosa c'è e dove ci porta. Qui c'era una porta che ovviamente è stata buttata giù, ma alla fine credo che porti soltanto sul retro. Esatto, questo è un tunnel tutto fatto in mattoni. E qui vediamo un altro edificio. Proviamo a entrare anche in questo, vediamo cosa ci attende qui dentro. Qui potete vedere le feritoie che vengono usate per sparare. Qui siamo dall'altra parte del forte e quindi qui c'è ancora il fossato con l'acqua. Abbiamo fatto il giro fino dalla parte opposta, qui siamo proprio dalla parte opposta del ponte. Adesso proviamo invece ad andare in uno dei due corridoi che si diramano da qui. Quest'oggi, come sentite dai passi, siamo in due, ho portato anche mio figlio. Inizia anche lui ad interessarsi a queste gite e comunque si tratta sempre di storia e la storia è bello conoscerla, perché l'ignoranza non è un premio né una virtù. Dopo andiamo anche di sopra, terminiamo prima la gita al piano terra. Sono parecchie scale quasi a chiocciola per andare al piano di sopra. Adesso proveremo a prenderne una per vedere cosa ci aspetta, ma sarei curioso di vedere cosa c'è qui alla fine, anche se potrebbe esserci semplicemente un muro e finire tutto. Ecco un'altra scala. Credo che
ci sia solo ed esclusivamente un muro. E invece no, si gira, è veramente molto grande. Prima di venire a visitare queste basi, io, oltre a leggermi qualche sito che ne parla e indica la storia, vado anche a vedere su Google Maps la veduta aerea di queste basi per capire quanto grandi sono, come sono fatti, in modo da sapermi muovere. E onestamente questa era completamente coperta dalla vegetazione, se si esclude il primo edificio dove siamo entrati dopo il ponte, quindi non pensavo fosse così grande. È un edificio veramente, veramente enorme, uno dei più grandi che abbia visitato nelle mie gite. Qui c'è un'altra scala, adesso vedremo di fare un po' di scale. Io interrompo qui come sempre il mio primo video e se dovessi trovare qualcosa di interessante ne farò un secondo. Io come sempre chiedo a tutti voi che vi appassionate a questi miei video di premiare il mio impegno mettendo un mi piace al video e diventando follower del canale. Tutto questo mi aiuta ad andare avanti e a fare nuove gite. Io non ci guadagno ovviamente niente economicamente, lo faccio per passione, però avere un mi piace, un follower in più è comunque una piccola soddisfazione per la mia attività, che è in realtà una passione. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.